Ascolta, poi prima mi cominciavi a raccontare un evento, diciamo, luttuoso con la tua prima signora, no? Sì, Di che anni parliamo? stiamo parlando del 1961, 61. 61-65. Quel momento, quella perdita ti ha fatto per un istante pensare che la musica non ti doveva appartenere no, più? No, sai perché? Che ti dovevi fermare oppure no? No, e sai perché? Perché quando io ho avuto questa disgrazia di perdere mia moglie, pensi che lei Titina? È finita nel 65, Titina. Nel 65 io facevo i festival di Napoli, come infatti nel 66 era già morta mia moglie e io ho cantato Ticchi anni fa assieme a Antonio Assariti che abbiamo vinto il terzo premio. Appunto ti dico, c'è stato un momento in cui hai pensato io devo smettere con la musica o no? Non mi davano il tempo perché era talmente molto Veloce. lavoro, talmente molto lavoro che non avevo il tempo certamente quando io stavo tra me e me, certamente con i miei bambini, veniva tutto quanto in evidenza. Però non appena faceva giorno tutto cambiava, nel senso che chiamava Antonio Vianni, chiamava Annoni, chiamava lo stesso Enzo Di Domenico. Perché quando lei è finita tu avevi già figli? Io avevo già una prima figlia che aveva 1 anno e mezzo, che sarebbe la mamma, e poi la mia seconda figlia che adesso ha 56 anni. Erano già 2 bimbi. Perché lei è morta durante il parto, hai capito? Ah, durante il parto. Aveva la prima Della figlia, seconda. aveva la prima figlia la prima figlia. Nella seconda bambina lei è partorita, però lei è morta e la bambina è viva, hai capito? Ok. E poi ti sei risposato dopo quanti anni? Mi sono risposato dopo 2 anni perché io avevo questi 2 bambini. Mia suocera mi disse come facciamo, come non facciamo. E così io, per la verità, fu il mio compare di matrimonio che mi disse guarda che se tu vuoi fare una cosa bella devi sposarti una delle sorelle di tua moglie. Che io questa cosa non l'accettai. Ma disse che sta dicendo, ma non è possibile. E invece ha avuto ragione perché, capisci, la zia è diventata come se fosse la mamma e la zia, capito? A te pareva strano? A me pareva strano perché logicamente, sai, l'amore di mia moglie, però non posso dire se il bene, secondo me il bene di mia moglie si è versato tutto quanto su mia moglie questa qua perché lei era molto attaccata ed è molto attaccata ai figli. Che si chiama Teresa. Teresa, sì. Teresa. Sai tutto tu. E io studio prima di parlare Bravo. per forza. Bravo. Canta Mario Trevi. Mario Trevi. Canta Mario Trevi. Tutti i miei 60 anni di carriera in un libro. Qui dentro ci sono tutti i miei festival di Napoli, le belle premiazioni, primo premio, secondo premio, terzo premio, tutti i miei pensieri, tutte le mie paure, tutte le mie emozioni. Beh, cosa dire di Mario Trevi? Indubbiamente uno dei più grandi interpreti della canzone napoletana. Mario Trevi è Napoli, Mario Trevi è vale, come sei su è Napoli, capito? Indifferentemente credibile, è lui nel mondo. La voce di Mario Trevi rimarrà per sempre come un grande documento di come si devono interpretare le canzoni napoletane. È uno di quei pochi che rappresenta la vera canzone napoletana. Che oggi la canzone napoletana che cos'è? Qual è? Non lo sappiamo più. Mario Trevi è la canzone napoletana. Un libro fatto veramente con il cuore. Indifferentemente, il nuovo libro di Mario Trevi. Disponibile su Amazon in formato ebook e cartaceo in vari paesi. Acquistalo anche tu. Grazie.